Buongiorno ragazzi, come va? Tutto bene? Vediamo già un paio di scuole in linea, quindi insomma ne avremo da chiacchierare. Cercheremo di essere brevi perché il nostro ospite oggi è molto impegnato, è decimo poloniato, responsabile dell'ufficio regionale per la cultura nel settore cinema propriamente, ed è la persona che in assoluto da 12 anni a questa parte, quindi 11 festival perché uno è saltato nel frattempo, da 12 anni a questa parte ci segue con attenzione e con attenzione diciamo che per noi fa parte anche della giuria di qualità e quindi diciamo che nei 12 anni insomma ha visto parecchi film del Vittorio Veneto Film Festival. Decimo, come stai? Grazie Buongiorno. innanzitutto di avermi invitato e spero si senta bene, no? Sì? Molto bene, benissimo. molto bene. Molto bene, grazie e un saluto a tutti voi. Allora, ci piace, no? Tu sei un timido in realtà, nel senso che la tua funzione è sempre quella di stare dietro alle telecamere, invece oggi ti abbiamo messo davanti alla telecamera. Allora, spiegaci un po' la funzione che hai all'interno della Regione del Veneto proprio per il settore cultura e cinema. Come è nata questa figura che diventa importantissima per le produzioni, per i registi, per chi come noi invece fa promozione, tra virgolette, del cinema non solo italiano ma anche estero. Bene, mi occupo, io e la mia collega ci occupiamo in sostanza di sostenere la produzione cinematografica in Veneto. Come altre regioni esistono delle strutture che appunto si occupano di questo utilizzando da circa 3 anni, anzi da 3 anni, delle risorse europee, fondi europei destinati all'impresa con l'obiettivo di promuovere e valorizzare l'impresa cinematografica e la produzione cinematografica in Veneto. Il percorso molto lungo che inizia circa 20 anni fa e per i primi anni la Regione ha lavorato utilizzando risorse del proprio bilancio, quindi e solo più recentemente ha utilizzato risorse appunto come dicevo, risorse dei fondi europei e che oltre ad essere più significativi hanno anche degli obiettivi diciamo più legati allo sviluppo delle imprese, alla promozione del territorio e naturalmente anche a valorizzare la qualità delle produzioni che vengono sostenute. Se volete vi do alcuni numeri, negli ultimi 3 anni abbiamo investito circa 8 milioni di euro che hanno consentito la realizzazione di 10 tra lungometraggi serie e circa 40 tra documentari cortometraggi. Insomma, Numeri importanti. Ne abbiamo fatta di stare. Io dicevo, prima ci siamo incontrati per fare la prova online e proprio ci siamo detti che questo percorso noi dobbiamo ringraziare te e dobbiamo ringraziare anche un'altra importante figura che c'è stata all'interno della regione, che appunto è la dottoressa De Gregorio, Maria Teresa De Gregorio, che in realtà ha creduto ad esempio nel festival, ma ha creduto anche in tante altre attività legate all'aspetto proprio dell'audiovisivo. Ecco, quindi era un po' il percorso che siete un po' cresciuti assieme e noi siamo cresciuti assieme a voi, ecco, in qualche modo. Ma quello che... Sì, grazie, però non dimentichiamo che tutte queste cose sono possibili perché stiamo parlando di un'amministrazione pubblica, quindi che ha con un presidente, con degli assessori, con i dirigenti direttori regionali, quindi non è il lavoro poi chi come voi si misura con questo, incontrano le persone, incontrano me, hanno incontrato la dottoressa De Gregorio, incontrano la dottoressa Fausta Bressani che ha sostituita, però in realtà c'è anche tutto un mondo che sta dietro e senza il quale non avremmo diciamo fatto nulla, ecco. Ci deve essere anche una volontà e un'impronta politica e istituzionale molto forte.
Certo, Questo. certo. No, ma il fatto di credere nell'aspetto culturale cinematografico e in particolare nella cinematografia sicuramente per il Veneto è stata un lungo percorso, perché abbiamo anche un territorio che è interessante, tanto che quello un po' che volevo chiederti era questo, cioè nel momento in cui un regista, una produzione si approccia a presentare un progetto e un soggetto, quindi prima e poi tutto quello che ne segue all'ufficio preposto, quanto è importante appunto l'aspetto del territorio nella scelta anche di poi finanziare un prodotto cinematografico, che può essere un cortometraggio, una fiction, quello che è, insomma, quanto pesa il fatto di inserire all'interno del soggetto film, e parlo di tutto, il nostro territorio. Beh, è uno degli obiettivi che ci siamo proposti quando abbiamo pensato a istituire dei bandi per il sostegno alla produzione cinematografica. Venire in Veneto a fare cinema significava soprattutto venire a Venezia, che godeva ovviamente del suo valore di unicità. In realtà un po' alla volta i professionisti si sono resi conto, i registi, i produttori si sono resi conto che non c'era solo Venezia, ma ci sono altre parti del territorio che non sono, che rispondono a qualità e a caratteristiche particolari che vanno incontro a qualsiasi tipo di esigenza legata alla produzione. E considerate che in Veneto tutto quanto è abbastanza vicino, per cui il fatto che Venezia diventi un centro importante di produzione ha significato anche la creazione di un tessuto di professionisti di altissimo livello. Alcuni li conoscete bene perché collaborano con il festival, ma non solo Venezia, pensiamo anche a Padova, la facoltà. Io volevo chiederti, negli anni le richieste appunto per questi bandi sono fatte nella maggior parte da produzioni extra Veneto o produzioni anche venete? Cioè chi può partecipare al bando? Beh, il bando per la natura può partecipare, per sua natura, può partecipare a qualsiasi casa di produzione cinematografica in area dell'Unione Europea. Questo è pacifico. Poi è evidente che l'essere, avere residenza fiscale in Italia facilita le cose. Di questi bandi noi abbiamo avuto, soprattutto nel caso di documentari e cortometraggi, una forte e significativa presenza di case di produzione residenti in venete, chiamiamole così. Uh-huh. Per quanto riguarda la produzione invece più di lungometraggi, serie televisive, abbiamo avuto degli esempi straordinari di case di produzione non grandissime, perché comunque il tessuto produttivo veneto è limitato a un numero, non siamo, voglio dire, a Roma, non c'è Cinecittà, non c'è quella storia, è pacifico questo, ed è chiaro a tutti, però abbiamo delle importanti case di produzione e soprattutto per le produzioni invece più grosse abbiamo avuto delle produzioni esecutive, cioè serie televisive. L'anno scorso abbiamo avuto una produzione bavarese, l'anno precedente abbiamo avuto la produzione della serie di Sorrentino, quest'anno abbiamo avuto una produzione spagnola a Venezia, quindi voglio dire si crea un'abitudine soprattutto, ed è quello su cui vogliamo contare noi, un'abitudine a venire in Veneto e a utilizzare maestranze e far crescere in questo modo anche un'esperienza, una capacità professionale, non solo per lavorare in Veneto. La nostra ambizione è pensare che i nostri professionisti vadano a lavorare anche fuori dal Veneto, vengono chiamati
vengono chiamati in Francia, in Germania, in America, cioè questo sarebbe il grande risultato a cui quindi noi, creare un noi valore, aspiriamo. creare un valore lavorativo alle persone che sono residenti in Veneto, quindi anche una professionalità maggiore. E certo, Sicuramente. assolutamente sì, e quindi consentire a chi lavora in Veneto di lavorare in Veneto e di avere anche delle possibilità di lavorare fuori regione, e vi assicuro che molti lavorano in produzioni fuori regione. Chiaramente Infatti sono conosciamo quelli più molti ricercati, quelli più conosciuti, quelli più apprezzati, quelli che stanno meglio sul mercato, quelli professionalmente più, come dire, più attenti. No, sicuramente anche noi, sai, uno dei nostri, insomma, delle nostre idee è sempre quella di creare una professionalità nei giovani, visto che facciamo riferimento soprattutto come festival alla parte, diciamo, formativa e quindi alle scuole. È quella di insistere un po' sull'aspetto di formazione, no? All'interno del proprio percorso scolastico e poi del proprio percorso, insomma, di vita, per arrivare ad essere dei professionisti. Quanto è importante secondo te la scuola e il mondo del cinema nella scuola? Ma sai, importante e assolutamente sì, però devo dire che per l'esperienza che abbiamo vissuto in questi anni è un'esperienza che è molto di bottega, cioè sono proprio quei lavori che si imparano andando sul set a vedere come lavorano i professionisti più affermati. Quindi la scuola ti aiuta moltissimo perché ti consente di creare delle basi, una sensibilità, un'attenzione, e poi però c'è il lavoro da fare sul set e quindi andare proprio a cominciare a tirare sui cavi fino a come dire, sviluppare un percorso di conoscenze, di esperienze che ti consente poi di poter lavorare. Poi è un lavoro che si fa in gruppo, è un lavoro secondo me molto difficile sotto certi aspetti, e credo anche di grande soddisfazione per chi lo sa fare bene, per chi, voglio dire, ha passione per questo tipo di attività. Quindi quello che vorremmo offrire noi è una continuità lavorativa, cioè non far lavorare episodicamente un ragazzo, ma farlo lavorare, perché poi molto si è giovani fino a non so quanti anni, però molto hanno un'età media sui 35-40 anni, quindi hanno una vita professionale molto lunga davanti, e hanno quindi la nostra ambizione è quella di andare anche di dare una continuità lavorativa. È un percorso di formazione continuo, perché il sviluppo delle tecniche, voi sapete meglio di me quanto quello che si sapeva sotto il profilo della conoscenza tecnica di una certa apparecchiatura un anno fa sia già superato, no? Certo. Poi ieri ne parlavamo di telecamere con Guido Cerasuolo e della differenza tra fare un'operazione magari con il drone o la telecamera. È diverso anche appunto la qualità dell'immagine, ma anche la gestione della ripresa è difficile da fare, perché con un drone ti puoi muovere anche in modo mare libero, però sei ostacolato dalla qualità. Con la cinepresa invece hai qualità nettamente maggiore, però hai limiti proprio della flessibilità, nel senso non puoi farla volare da un palazzo all'altro, meglio puoi farlo, ma devi costruire un impianto apposito, quindi spendere ancora ulteriori soldi, però comunque l'effetto è nettamente maggiore. Io adesso passerei la parola alla classe che si è collegata con noi ora, che è la quinta A, se non sbaglio, sì, quinta T, ISS Liside. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ci sentite? Noi non vi sentiamo, ma... Se ci sentite, alzate le mani. Ecco una ragazza che si alza. Una ragazza si è alzata. Ok, ci sentono. Perfetto. Siediti pure davanti alla camera. Dici il tuo nome.
Attiva il microfono se è disattivato perché non sentiamo nessun rumore, il che è strano in un'aula. Presentati pure. Come ti chiami? Ciao Morena. Ciao Ciao Morena. Morena. Da dove provieni? Dalla quinta T? Della Di Taranto. Di Taranto, ecco. Allora, domanda a Decimo. Domanda. Cosa vorresti sapere? Una tua curiosità. Quanto in tempo si impiega di solito per un film, per far girare un film? Credo che si possa, non c'è una risposta, nel senso che si va da 3-4 settimane, poi si tratta di capire se tutta la produzione viene realizzata interamente nella regione, in Veneto, o viene soltanto realizzata in parte, vengono fatte alcune riprese. Se avete presente, una cosa che mi viene in mente è alcune scene di Gomorra, in cui si vede il protagonista lungo il Canale Grande, o altre scene di film in cui invece è tutto quanto realizzato in una regione, in una porzione limitata, per cui dipende da un po' da questo il tempo di riprese in un luogo. Nella storia di una produzione 2, 3, 4 settimane. Diciamo appunto che c'è da precisare che poi c'è anche molto lavoro prima delle riprese, quindi magari di solito i tempi di pre-produzione sono più lunghi dei tempi di ripresa effettiva, perché devi cercare la location giusta, devi anche accurarti del fatto che tu possa veramente fare le riprese in quella location. Ad esempio appunto Venezia immagino sia molto difficoltoso poter chiudere anche la città anche per dei turisti, poi è una città molto storica. Poi hai anche difficoltà comunque con i mezzi, quindi devi fare in modo che tutto quello che fai tu puoi effettivamente fare in una città, quindi sono diverse appunto le cose da tenere in considerazione. E poi c'è il montaggio. Assolutamente sì, cioè, quindi, ho visto alcune film, ne ho sentito parlare per anni prima che iniziassero le riprese, perché si tratta di trovare innanzitutto le location, ma soprattutto la cosa fondamentale è trovare i soldi per realizzarlo, è cosa fondamentale, perché se non trovi i soldi per iniziare. E quindi questo significa che quando tu hai costruito un budget e poi vieni a Venezia e decidi di fare delle riprese, puoi scoprire che quel budget non è sufficiente. E quindi devi intervenire, modificare, forse togliere delle scene, oppure nel frattempo quel film è piaciuto molto ad una coproduzione e quindi ti ritrovi ad avere un po' più soldi di quanto pensassi, di quanto ne avevi in origine, per cui ci sono tutti questi elementi, diciamo, queste complicazioni che possono entrare in gioco, e poi dipende anche moltissimo dal tipo di produzione che hai. Venezia è molto difficile fare riprese, però Clint Eastwood ha fatto le sue riprese ad agosto, in tempi ancora molto pre-Covid, quindi quando era pieno così di turisti, a Rialto e alla stazione di Venezia per il suo ultimo film. E quindi è possibile, mettendo in gioco, naturalmente, creando ovviamente difficoltà, creando dei disagi ai cittadini, però serve mettere insieme tante realtà: la produzione, il comune di Venezia, i vigili urbani, la CTV, i motoscafisti, cioè tutti quelli che intervengono nella vita quotidiana. Diciamo appunto che un film non coinvolge solamente gli operatori tecnici e attori, ma coinvolge molte professionalità che normalmente non fanno cinema. Quindi c'è anche quello da considerare, appunto, certo, la diversità di ruoli e riuscire a mescolarli insieme. Ora abbiamo anche un'altra classe collegata, che è la classe quarta G, l'ISIDE. Buongiorno ragazzi, chi vuole iniziare a fare domande?
Non vi sentiamo, c'è il microfono scollegato. Vediamo se nel frattempo... Ragazzi, è divertente vedere i ragazzi. Dite. Sì. Quanto è orgoglioso del lavoro che svolge? La domanda è un lavoro innanzitutto che mai mi sarei aspettato di fare innanzitutto, ed è, come tante cose, un po' il risultato un po' casuale e la fortuna magari di aver incontrato persone che ti hanno dato fiducia, e quindi c'è una componente, diciamo, non è che uno studia per fare un lavoro così, si ritrova a fare questo lavoro qua, e l'unica speranza è il giudizio. Ovviamente viene fatto da chi ha a che fare con noi, di quanto è contento del nostro del lavoro che svolgiamo, e quindi questa è un po' l'imbarazzo, un po', perché parlare del mio lavoro è sempre un po' complicato, perché hai a che fare con soldi sostanzialmente, quindi a qualcuno dai dei soldi sulla base di una serie di criteri, valutazioni, eccetera. Per carità, c'è una commissione tecnica che interviene, ma poi alla fine c'è qualcuno che ci sono 10 persone che fanno domanda, 4 prendono i soldi, 6 i contributi per realizzare la produzione e 6 no. Non c'è soltanto un aspetto di natura economica, c'è anche un aspetto di natura, diciamo così, di valutazione artistica, di passione che uno mette nel proprio lavoro, per cui non c'è soltanto una delusione per vedersi negato un contributo, ma c'è anche la delusione per magari vedersi, come dire, valutato un progetto, una produzione, in modo... E quindi c'è sempre, mediamente su 10, un 60% si lamentano, e l'importante è che quel 40% invece ha conseguito il risultato che ambiva, poi alla fine sia contento del servizio che gli viene offerto. Dovreste chiederlo a loro in questo caso. Per quanto ci riguarda, noi siamo orgogliosissimi del lavoro che facciamo, e avvertendone tutta la responsabilità, ovviamente. Abbiamo un'altra domanda sempre dalla stessa classe, quindi forza ragazze, eccole qua, sentiamo? Mettile in grande così si rendono conto che sono loro, perché le due ragazze, eccole qua. L'altra domanda che dovete fare... Allora, sono Giuse e sono dell'indirizzo Industria Artigianato Made in Italy, e vorrei fare più che una domanda, una premessa. La sua è certamente una passione, no? Che trasforma le sue idee in racconti, in intuizioni, in progetti. Oh, scusa, ho perso un pezzo della tua... Allora, la ripeto. Sì. La sua è certamente una passione che trasforma le sue idee in racconti e le sue intuizioni in progetti. Poi, quali percorsi ci può suggerire per far crescere in noi tali attività? Bella domanda. Innanzitutto non vorrei che venisse enfatizzato troppo l'aspetto, diciamo, del nostro lavoro. Noi ci misuriamo con le idee degli altri, molto spesso non è che mettiamo molte delle nostre idee, cioè noi possiamo come dire, avere delle intuizioni per risolvere un problema, per dare delle indicazioni, per suggerire un percorso piuttosto che un altro a qualcuno, però ripeto, la parte creativa, la parte è sempre di qualcun altro, non è la nostra. E quindi la soddisfazione è quella soprattutto di di misurarsi sempre con una grande vivacità, soprattutto perché questo è un tipo di produzione che viene portata da persone sicuramente più giovani di noi, e quindi c'è tutto quell'entusiasmo che ci appassiona e che in qualche modo ci contagia.
Il suggerimento che noi ci sentiremo dal nostro punto di vista per chi ha queste passioni è quello di prendere innanzitutto di studiare molto e di guardare tantissimo cinema e poi di cercare in tutti i modi di entrare dentro una produzione anche piccola per poter cominciare a sperimentare e soprattutto confrontarsi con il pubblico, perché poi alla fine si fanno delle cose che possono piacere o anche non piacere, o magari possono piacere fra 50 anni quando sarà troppo tardi, però dovete tener conto anche di questo aspetto, secondo me è fondamentale. Grazie. Ora torniamo sull'altra classe di prima, che hanno un'altra domanda da farti. Intanto preghiamo appunto di avvicinarsi alla camera, al microfono. Sempre Morena. Allora, Prima di iniziare la domanda, come mai- ti fermo un secondo ti fermo solamente un secondo, intanto chiedo alle altre classi collegate, che sono aumentate, di prepararsi davanti alla camera per fare le prossime domande. Vai pure Morena. ok. Allora, come mai nelle scuole italiane non si insegna sceneggiatura, che può essere collegato con italiano? Non ho la più pallida idea di chi fa, di come vengono fatti i programmi nelle scuole, quindi non so darti la risposta, però mi ricordo che la mia antologia delle superiori, del primo anno delle superiori, si chiamava Incontri, aveva un volume, erano 5 volumi e il quinto volume era di cinema e teatro. E quindi c'erano foto e testi teatrali e racconti di cinema. Credo che dipenda molto dal professore, dalla fortuna di trovare un professore che abbia voglia di insegnare. Esatto. Cioè, questa è per esempio, gli studenti della Marchesini sono molto fortunati in questo senso. Sì, anche in eccesso ogni tanto si ritrovano. Allora, abbiamo in linea invece la terza Biscarpa Mattei, è la prossima domanda, quindi adesso lasciamo a loro la parola. Buongiorno, chi sei? Sono Dario Cattelan della terza Biscarpa Mattei. Ciao Allora, Dario. Anche io ho una domanda. Ci sono progetti per i giovani? Intendi dire progetti per i giovani in Veneto? Sì, in Veneto, qui in Veneto. Sì, certamente. Allora, ci sono due tipi, sia sotto il profilo della formazione professionale, dedicata al mondo delle arti e dello spettacolo. Ovviamente ci sono dei bandi che vengono fatti annualmente, a cui si può partecipare, e comunque esiste una struttura che si occupa di questo con dei bravissimi colleghi in grado di poterti dare tutte le informazioni utili e necessarie e sto parlando però di interventi pubblici, poi ci sono anche quelli privati, conosco meno. A tal proposito, prego. Se appunto qualcuno volesse partecipare a questi bandi, dove può trovare tutte le informazioni o come può fare a trovarle? Andando sul sito della Regione del Veneto e ci sono proprio delle pagine specifiche dedicate a questo tipo di attività. E poi invece per quanto riguarda la produzione abbiamo dei bandi che finanziano specifici, diciamo, pezzi di bando che finanziano le piccole produzioni cinematografiche, e per piccole non intendiamo sotto il profilo qualitativo, ma piccole sotto le forme dell'impatto economico. Cioè, quindi se un lungometraggio si aggira su 1 milione, 1,5 milioni di euro, qui ragioniamo su 30, 25, 30 mila euro di produzione minima dai 25 in su. E poi altre azioni parallele, diciamo, che non segue il mio ufficio, ma che ho seguito io qualche anno fa, invece sono dei bandi che finanziano
la nascita di imprese culturali, e quindi era sufficiente partecipare con il nome di Morena, partecipa, e se lo vince poi deve costituirsi come un'impresa, e quindi gli si dà come dire, i primi 30, si compra la macchina, i primi 30 euro per andare per partire, questo, per fare benzina. Bella questa dei 30 euro. No, è importante questo, perché se tu vedi nello schermo sono tutti ragazzi molto giovani, e quindi alcuni tra l'altro stanno proprio facendo dei percorsi con istituti che hanno una sezione audiovisivo, e che li impronta proprio verso questo tipo di percorso. Allora, c'era un'altra classe che aveva bisogno di fare una domanda, la quarta AT forse. Non li vedo pronti, non li vedo no, sono, eccola qua, ma sono più in ascolto che in... Sono bloccati. Allora, sono bloccati, sono frizzati. No, ti dico anche questo, Decimo, che così con alcune scuole abbiamo in realtà attivato un percorso di ex alternanza scuola-lavoro, adesso si chiama PCTO, che permette ai ragazzi di avere una serie di ore, appunto, chiamiamolo stage, in questo caso uno stage online. Noi ci troveremo lunedì per incontrarli, e loro dovranno produrre un video, un prodotto, insomma, culturalmente e legato all'audiovisivo, che poi ci invieranno e che poi probabilmente ti faremo vedere, visto che sei anche appunto parte della giuria di qualità, e quindi vedrai anche l'altra parte, no? Cioè tu in questo momento stai guardando i film, hai questo incontro con noi, parlerai con gli altri giurati dei 13 film in concorso, ma in realtà sotto c'è tutto un altro movimento, che è un movimento più, chiamiamolo più giovanile, più anche divertente, non più divertente, ma più produttivo, e vedremo se sono capaci di fare buone cose interessanti per poi spedirli verso una strada anche così di visione da parte del pubblico. Detto questo, un'altra domanda che appunto mi viene da porti è proprio quella un po' della promozione del cinema. Noi ad esempio siamo un festival che vede produzioni sia italiane che estere, ma che promuove la possibilità in questo caso per lo più ai giovani, di vedere un linguaggio diverso, un linguaggio che comprende tutte quelle che sono i paesi europei, extraeuropei e ovviamente mondiali. Quanto è importante per voi come ufficio la promozione cinematografica? Quanto valgono, tra virgolette, i festival della nostra regione che si approcciano appunto a poter poi dare a tutti la possibilità di discutere quasi in modo direi semplice, il più possibile semplice, sì, fondamentalmente qual è l'importanza dei festival e quanta importanza ha per voi? Allora, sono importanti, però mi sembra che sia una risposta anche un po' troppo, come dire, ufficiale, nel senso che chi può dire no, non sono i festival, per noi non sono importanti. I festival certamente sono importanti, ma ti spiego anche in che misura li consideriamo importanti. Li dobbiamo considerare anche come degli esempi, anche per attività che abbiamo poi mutuato quando noi abbiamo promosso insieme con i critici cinematografici la distribuzione della settimana della critica, quando abbiamo cercato di sostenere gli esercenti con il cinema a 3 euro. In fondo abbiamo guardato l'esperienza di chi in maniera, come dire, spontaneistica ha iniziato a promuovere, a far conoscere quel cinema che non
normalmente non va in sala. E quindi penso a voi che portate avanti un settore specifico della produzione cinematografica, quindi anche con un target ben indirizzato. Penso ad Anderloni con il Festival della Montagna, ai tanti, adesso certamente ne dimentico 2 o 3, che invece ognuno porta avanti una propria specifica, chi mette insieme cinema con danza, con teatro, con musica, no? Chi si prefigge di far rivivere un piccolo borgo come la Viviana a Lago, cioè, e poi cresce e si misura poi con una dimensione anche di natura di carattere internazionale, perché poi tutte queste realtà sono conosciute all'estero e diventano anche motivo di crescita e di lavoro, soprattutto per le persone che hanno iniziato con maniera volontaristica, spontaneistica, hanno fatto, appunto, come si dice, di una passione un lavoro. E quindi, ecco, spero di avervi, come dire, fatto capire in che misura, ecco, sono interessanti per noi questi festival e come sono, perché sono dei punti di riferimento assoluti di cui non potremmo prescindere quando ragioniamo in termini di cultura cinematografica. Sì, diciamo appunto che i festival aiutano molto i film di produzioni indipendenti anche, quindi anche mentre le produzioni importanti, grosse, conosciute vanno al cinema, ora sulle piattaforme digitali, magari quelli più indipendenti si vanno a conoscere appunto tramite i festival, perché hanno appunto un'economia diversa. Certo, assolutamente. Ora passiamo la parola alla classe sempre terza B, Scarpa Mattei, che ha un'altra domanda da fare. Salve, sono Elia. Allora, io mi chiedevo come possiamo trovare noi giovani, noi studenti, delle opportunità di stage in ambito cinematografico qui in Veneto. Beh, credo che la scuola dovrebbe attivare delle collaborazioni con le produzioni cinematografiche, le imprese. Credo sia anche molto difficile perché il lavoro di una produzione ha dalle sue leggi particolari, nel senso, se uno vuole fare uno stage in un ufficio, l'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore, quindi, ed è aperto tutti i venerdì tutte le settimane. Una produzione cinematografica magari conta di iniziare le riprese a marzo e poi per qualche ragione non può, le deve posticipare, quindi credo sia difficile mettere insieme le due cose, ma non impossibili, ecco, non impossibile, però immagino sia la scuola che debba attivare questo tipo di attività. Scusate, poi c'è un'altra cosa che dimenticavo, cioè una delle tappe degli ultimi anni di lavoro non è stata soltanto quella di avere dei fondi a sostegno della produzione, i soldi per sostenere il cinema come tante altre regioni, ma avere anche una struttura che si dedica nello specifico nella promozione, nel creare quelle condizioni per cui la casa che fanno come dire, che facilitano l'esistenza e la vita ad una produzione cinematografica che decide di venire in Veneto, cioè la Film Commission. Ci sono i ragazzi di Taranto che conoscono la Film Commission della Puglia, che è stato per noi un esempio e lo è anche per i colleghi e amici della Film Commission Veneta. È vero, è vero. Vai. E quindi per alcuni aspetti molto legati alla produzione, legati a questi, io credo che potrebbe essere davvero un punto di riferimento per voi o per la vostra scuola. Diciamo anche per quanto riguarda lo stage, noi come festival abbiamo appunto aperto con varie scuole, ma anche con università, questa possibilità, perché comunque il festival viene fatto, sì, è vero, in questo periodo, però prima e dopo c'è una preparazione, quindi lo scegliere i film, la sottotitolazione dei film, il doppiaggio, e oltre a questo noi che facciamo il festival siamo dei professionisti del settore, per cui quando non siamo a lavorare per il festival lavoriamo anche in produzioni cinematografiche. Infatti quest'anno appunto insieme a Mestieri Cinema
abbiamo potuto collaborare con loro, e anche i nostri stagista hanno potuto osservare dal vivo e lavorare concretamente nel mondo del cinema. Quindi per chi volesse il prossimo anno o fra qualche mese provare questa esperienza, noi siamo aperti appunto ad accogliervi molto, siamo molto volentieri, cioè siamo molto felici se voi venisse con noi a lavorare. A imparare un po' il mestiere. Allora, ci sono altre domande? Cioè, è stato abbastanza chiaro, Decimo, siamo stati abbastanza chiari? Perfetto, grazie. Allora, io direi ormai siamo quasi verso la fine, verso la chiusura. Hai detto che stai iniziando a vedere i 13 film. Questi ragazzi che tu hai visto sono per lo più dell'ultima fascia, la fascia Visentin, quindi stanno vedendo i film per i più grandi. Come ti sembrano fino adesso i film del festival? Ho cominciato a vederli, no, però guarda, sai, posso dire... Non dire niente, non vuoi dire niente. No, non è soltanto questione di dire niente, ma è una questione proprio di difficoltà, nel senso che uno, sai, quelle esperienze che uno deve anche un attimo, come dire, maturarle, digerirle, poi, ecco, io non ho mai capito, faccio fatica ad andare al cinema con altri, proprio per evitare la domanda ti è piaciuto? In realtà non so mai se un film alla fine, a meno che non sia, voglio dire, un film di Tarantino, ma a parte quello... voglio dire, è difficile dire mi è piaciuto o non mi è piaciuto, cioè, ha bisogno di pensarci, di digerirlo, di metabolizzarlo, non so come... Non so. Sì, hai ragione. Ma difatti i ragazzi lo vedono insieme, no? Lo discutono insieme il film, quindi hanno questa opportunità. Sono bravi a fare queste cose. Sì. Decimo, ti ringraziamo per il tempo. Bene. Grazie a voi dell'invito, è stato un piacere, spero di anche per noi non essere stato troppo deludente, va bene? Assolutamente no. Salutiamo tutte quante le classi che erano numerose anche oggi, siamo molto contenti di questo. Vi vogliamo ringraziare e vi aspettiamo per la prossima settimana, che sarà l'ultima settimana per voi per vedere i film. E poi c'era un'ultima settimana ancora invece veramente per votare i film, e l'11 sarà la premiazione. Quindi noi ci vediamo la prossima settimana e vi aspettiamo ancora numerosi per altri vostri interventi. Grazie Decimo. Grazie a voi, in bocca al lupo, ciao, a presto. Ciao, vi ricordiamo, grazie. prima di concludere, vi ricordiamo sempre di seguirci sui social, quindi Instagram e Facebook e anche YouTube, per rivedere gli incontri, e se volete, come al solito, fate una foto dell'incontro in cui vi vedete connessi e taggateci su Instagram. Buona giornata, ciao!